Allora, domenica di nuovo, 10:53, io mi sono svegliata alle 10. Mi sono prima data una sistemata, una lavata. Ho sistemato casa, devo ancora fare il letto, ma lascio prendere aria. E ieri sera ho completato circa la torta per la nascita. Ahimè, non sono ancora andata a trovarla perché sono ancora in condizioni che ho paura di attaccare qualcosa. Per cui finché non sono guarita, penso andrò comunque la prossima settimana, sperando di stare meglio perché sono ancora piena. Mi sono svegliata con gli occhi che erano il triplo di così. Perché? Perché ho aperto le finestre della camera e Franza stava tagliando l'erba. Io sono allergica, l'ho tagliata anch'io l'erba, ma sono allergica. Stare in mezzo poi mi viene l'allergia, chiaramente. Comunque, comunque, ehm, niente, ho finito ieri sera, finito per modo di dire, ma così è, così rimane, ragazzi, perché ho fatto un grosso lavoro ieri sera, fino alle 11 sono stata, da prima delle 9, perché prima ho dovuto pensare a come fare, e poi ho detto, boh, faccio così, via, vi faccio vedere. Eccola qua, allora l'ho completata, la base l'ho fatta con un cartone un po' più grosso, l'ho rivestita con la carta regalo uguale a questa e con questo nastro di, cos'è? Juta, che poi ho usato anche per tenere tutto insieme, anche se ho incollato tutto, quindi però per evitare che si staccassero i pezzi, perché comunque è carta, allora ho messo anche questo nastro di Juta, sia sotto che sopra. Non sta benissimo, però era l'unico sistema per tenere un po' più ferma la roba, anche se l'ho incollata comunque è carta, quindi non tiene chissà quanto. Ho deciso di non mettere pupazzetti eccetera perché ne hanno, le bambine sono piene, quindi non aveva senso andare a mettere altra roba. L'importante sono i pannolini, cioè i pannolini e salviette sono essenziali, quindi e niente, ho fatto questa decorazione. Adesso non mi rimane che chiudere, confezionare questa torta con quella pellicola che è bellissima. Cioè, guardate qua che meraviglia questa pellicola, rosa, gialla, verde. Effetto aurora boreale, come un po' le perline, sapete quelle che compravo? È bellissima. Quindi ho preso questa per cercare di rivestire la torta. Punto, cioè è un problema, nel senso che dovrò rivestirla in due pezzi, uno e uno nell'altro verso, perché secondo me anche aperta, non, vabbè adesso non riesco a aprirla, non basta. Non basta come, non lo so, devo fare dei tentativi, ma devo avere qualcuno con me che mi aiuti, perché da sola devo alzare quella e non so se sono in grado. Comunque ecco, il risultato è questo. Adesso la lavatrice è finita, l'unica cosa che mi rimane da fare è buttare le immondizie, devo dare una pulita come si chiama, al tavolino qua fuori, perché vorrei mettermi fuori a far colazione. Oddio che sporco che è, mamma mia. Ecco sì, adesso è un po' meglio, quindi sì, non mi rimane che prendere le immondizie, andare a buttarle e pulire fuori. No, pulita con la spugna, di solito uso Scottex e via. No, do una pulita con la spugna, con l'acqua proprio. Sì, dove vi appoggio? Non lo so. Mamma mia, sono piena veramente. Io cioè, non pensavo durasse così tanto sta cosa. Allora, niente, dai. Adesso, secondo me, vado... No, pulisco qua. Porto fuori le cose. La colazione, a che ora la farò? Alle 11:30 più o meno. Sì. Ormai ecco, è arrivato Franza. Farò colazione pranzo alla fine dei conti. Perché non ho altra soluzione. Che meraviglia questa maglia qua. L'anno scorso mi stava stretta perché avevo la pancia molto più grossa. Finalmente è giusta. È giusta. Mi sono pesata anche oggi, peso 56,5. Ormai è una settimana circa che... No, forse non una settimana che peso così, quindi
diciamo che si è stabilizzato sul 56, dovrei dimagrire ancora, sì. Il mio obiettivo è più basso. Non lo dico perché sennò magari qualcuno si lamenta, no, stai bene così, no. Il mio obiettivo è più basso perché io dovrei pesare di meno. L'importante, più che perdere proprio peso, sarebbe perdere il grasso. E quello è molto difficile. Quello è veramente tanto difficile. E purtroppo è così. E l'unico è fare palestra, fare sport. Non c'è altra soluzione. A parte mangiare sano, che è quello che faccio, bisogna per forza fare il movimento. No, no, aspettate, non vi ho più aggiornati sul materasso nuovo. Allora diciamo ci abbiamo dormito 6 notti al momento. Ragazzi, è una favola. È una favola, è un materasso ortopedico, è un dispositivo medico, per cui non è un materasso a caso. È una meraviglia. Cioè, non abbiamo mai dormito così bene. Ci svegliamo senza dolori, che vi giuro che è una cosa che non succedeva cioè praticamente non è mai successa di svegliarsi senza dolori, neanche con l'altro materasso. Questo è una favola. Avrà il suo costo, per l'amor di Dio, ma è una favola, io ve lo consiglio. Cioè, non mi hanno pagata per dirvelo perché l'ho pagato con i miei soldi, ma cioè veramente vale la pena farci un pensiero. Se non il materasso che costa comunque tanto, il topper, perché c'è anche il topper, è più o meno così, non è tanto grosso, è tutto a ondine come il materasso e aiuta a livellare bene il peso del corpo durante la notte e quindi a dormire meglio. Cioè l'orologio mi ha dato un punteggio di sonno di 90 su 100, per cui è buonissimo, ha un punteggio eccellente che praticamente non ho quasi mai avuto, perché si dorme proprio bene. Veramente un acquisto che consiglio di fare anche a chi ha bisogno di cambiare il materasso e ha disponibilità economiche. Volendo si può pagare a rate tranquillamente, quindi se non avete disponibilità di soldi alta, potete pagare tranquillamente a rate. Comunque trovate tutto sul sito, poi tutte le spiegazioni, e quindi ottimo anche come servizio, proprio il fatto di poter pagare a rate è una bella cosa. Poi 90 giorni soddisfatti o rimborsati, garanzia 10 anni, solite cose, insomma dai, dei materassi, però si può detrarre dalle tasse, cosa molto importante visto il prezzo alto. E boh, dai, vi saluto e vado a fare le mie cose di casa perché è già tardissimo. Allora, no, lunedì, io sono già andata avanti di un giorno. Lunedì 20, niente, situazione, sono ancora raffreddata, ancora con tosse, non forte forte, ma ce l'ho ancora. Io ho sempre freddo, c'è la gente che va in giro in maniche corte, io ho 2 maglie, una maglia sotto più questa qua di pile sopra, e in più ne avevo un'altra prima, cioè io ho freddo, io sto morendo di freddo, ho i brividi in questo momento. Non credo di aver febbre, no, cioè la sentirei, però sono ancora malaticcia, non sono ancora in forma, anzi. Oggi avrei voluto iniziare ad allenarmi di nuovo, ma non ce la faccio perché poi non riesco a respirare, poi mi viene la tosse. E quindi niente. Allora, che cosa ho da fare oggi? Niente. Allora, i piatti non li lavo, non ho voglia di lavare i piatti. Devo mettere via la biancheria lì che ho piegato calzini e mutande, che era l'unica roba che mi era rimasta da fare, stendere. Poi, allora, ho pensato a una cosa. Io ho comprato dei fiori finti, no? Ormai quest'anno vado di fiori finti, ho deciso di non mettere fiori veri, perché comunque prendono tanto tempo i fiori, sono da curare e avrò l'orto da fare comunque, quindi ecco, già quello. Vorrei dedicarmi un po' più all'orto e meno ai fiori. Quest'anno vorrei dedicarmi molto di più all'orto e quindi vorrei cambiare i fiori finti che ho messo di là all'entrata, perché secondo me
stonano parecchio con la ghirlanda sul portone, perché i fiori finti che ho messo lì nella botte di legno sono rossi, quelli della ghirlanda sono tutti colorati e non stanno per niente bene assieme, cioè le due cose proprio non stanno bene. Allora la mia idea di questo pomeriggio appunto era di fare quel lavoro lì, cambiare i fiori. I fiori rossi stavo pensando di regalarli a mia mamma, così magari se li mette in baita e così non deve neanche stare a dare acqua, insomma, magari li mette in baita, non deve curarli, sono finti. Potrebbe essere un'idea, no? L'ho pensata così. E quindi stavo pensando di mettere i fiori rosa di là nella botte, però non ne ho tanti. Ma ho pensato di fare una cosa del genere perché ho messo tutto rosa. Qui in poggiolo ho messo i fiori fucsia più che rosa. Sulle finestre dei davanzali ho messo i fiori rosa, i gerani rosa e bianchi, e quindi all'entrata starebbero bene i fiori rosa e bianchi e starebbero bene anche con la ghirlanda. Ecco, questo è il mio discorso. Intanto vi lascio un po' un time lapse della montagna.